Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Allagamenti, danni da vento e esondazioni fluviali. Il 2025 è nero di molte regioni italiane, tra cui la Sicilia. Secondo uno studio di Legambiente sono aumentati di quasi il 6% gli eventi meteo estremi in Italia. A Palermo cresce la povertà. All'allarme della Caritas aumentano le persone in difficoltà che chiedono un aiuto alimentare. Notte di San Silvestro, si intensificano i controlli delle forze dell'ordine tra Messina, Palermo e Catania, sequestrate 4 tonnellate di botti illegali. A Siracusa è stata sedata la rivolta scoppiata nel penitenziario di Cavadonna, i disordini documentati con il cellulare da uno dei detenuti. Troppe armi in giro per la città è quanto emerge dal report di fine anno dei Carabinieri di Catania. Nel 2025 effettuati 1280 arresti. Tutto pronto al Teatro Massimo Bellini di Catania per il concerto di Capodanno, in programma domani alle 19. Sarà trasmesso in diretta su Antenna Sicilia e in streaming su Sicilia Web, la replica su Telecolor il 3 gennaio alle 20. Calcio, il Catania pensa alla trasferta di domenica a Foggia, mentre la dirigenza lavora sul mercato di riparazione, attesi a breve un paio di colpi per rafforzare la rosa. Basket, Serie A, nuova stangata per il Trapani Shark, 3 punti di penalizzazione in classifica e 2 anni di squalifica al presidente Antonini. E come sentivate dai titoli, nel 2025 sono aumentati di quasi il 6% gli eventi meteo estremi in Italia. La Sicilia, assieme a Lombardia e Toscana, è tra le zone più colpite. A dirlo è l'osservatorio Città Clima di Legambiente. Simona Mazzone. Tra piogge, esondazioni e siccità, ma anche temperature sempre più elevate, il 2025 si piazza come il secondo anno degli ultimi 11 con più episodi legati al cambiamento climatico in Italia, dopo il 2023 che detiene il primato. E la Sicilia è la seconda regione più colpita, subito dopo la Lombardia. Lo rivela il bilancio finale dell'osservatorio Città Clima di Legambiente, che registra 376 eventi meteo estremi registrati quest'anno nel nostro paese. Allagamenti, danni da vento ed esondazioni fluviali sono gli eventi più frequenti. Preoccupa l'aumento dei casi legati a temperature record, a frane da pioggia intensa e a danni da vento. In tutta l'isola 45 gli episodi, Messina tra le città più colpite con 12 casi, Palermo con 9. Emblematico il dramma di Favara, dove durante un'alluvione una donna è stata trascinata da acqua e fango e ritrovata cadavere dopo alcune settimane. Ma il sud quest'anno è stato in sofferenza anche per l'emergenza siccità, con la Sicilia sul podio insieme a Sardegna e Puglia. Intanto la regione siciliana ha stanziato 45 milioni di euro di fondi europei per finanziare interventi di riparazione e ricostruzione di infrastrutture pubbliche danneggiate da eventi calamitosi verificatisi nel 2025. Adesso il report della Caritas di Palermo, che dice che cresce la povertà nel capoluogo, sempre più persone chiedono aiuto sia per mangiare che per lavoro, soli e senza fissa dimora, maggiormente nella fascia d'età che va dai 45 ai 54 anni. Marco Gullà. Aumentano le povertà e si fanno più complesse le fragilità sociali nel territorio palermitano. È l'istantanea del report 2023-2024 della Caritas diocesana di Palermo. Nel biennio sono state accolte e ascoltate 1718 persone, con un incremento delle nuove situazioni di fragilità. Cresce la povertà nel capoluogo e rimane alto il numero delle persone che richiedono un aiuto anche dopo anni di autonomia, pari al 17,2% nel 2023. Aumentano in gran misura anche le persone che chiedono aiuto alla Caritas e parallelamente crescono gli interventi per il sostegno alimentare. 3.138 famiglie assistite dai centri territoriali convenzionati con la Caritas per gli aiuti alimentari, per un totale di 9.353 persone, in aumento rispetto alle 8.000 del 2023. Uno spaccato desolante del report è quello che riguarda le persone sole senza fissa dimora. La fascia d'età più rappresentata è quella tra i 45 e i
54 anni, mentre solo il 10,4% delle persone incontrate ha un lavoro. Crescono i senza dimora, pari a 202 persone rispetto alle 182 del 2023. Le principali criticità rilevate riguardano il lavoro, il 31,8%, poi la casa, il 23,5%, la salute, il 14%, infine famiglie e relazioni al 14% e poi giustizia e detenzione al 5,8%. E oggi, 31 dicembre, a poche ore dalla notte di San Silvestro, si moltiplicano i sequestri di botti illegali. Scoperti depositi abusivi, appello delle forze dell'ordine a fare attenzione per la merce molto pericolosa. Tonino De Mana. Si avvicina a grandi passi il Capodanno e si intensificano gli sforzi di Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia che in tutta la Sicilia stanno effettuando controlli e sequestri contro la commercializzazione abusiva di fuochi e articoli pirotecnici. La Guardia di Finanza di Messina in 2 diverse operazioni ha sequestrato oltre 100.000 artifizi pirotecnici peso 4 tonnellate. I giovani che li detenevano sono stati denunciati mentre una persona è stata arrestata a Barcellona dove sono stati scoperti un cantinato ed un deposito abusivo. Decisiva ai fini delle indagini anche la consultazione dei principali social network. La commercializzazione avrebbe fruttato oltre 200.000 euro. Dal messinese al catanese, con oltre 1.000 articoli, la maggior parte di produzione artigianale, sequestrati a Paternò e in piazza Palestro, nel centro storico di Catania. 2 le persone denunciate e scongiurato un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Questi botti sono pericolosi, soprattutto quelli artigianali per i quali non ci sono indicazioni sull'utilizzo, quindi non sappiamo neanche come sono state trattate le polveri all'interno. C'è un pericolo per i tempi di reazione, per la rumorosità, la pericolosità effettiva del botto, quindi attenzione quando si utilizzano questi prodotti, acquistare solo da rivenditori autorizzati, evitare di toccare prodotti che si trovino per strada. A Biancavilla i carabinieri hanno denunciato un 67enne e il figlio 30enne, titolare e gestore di un negozio nel quale sono stati trovati 34 batterie pirotecniche di categoria F2 e petardi privi di tracciabilità, ed un altro sequestro è stato effettuato dalla polizia nel Palermitano. In un ex opificio nelle campagne tra Misilmeri e Marineo, un 49enne è stato beccato mentre deteneva 2.400 kg di artifizi pirotecnici. Intanto le città predispongono i divieti per l'utilizzo dei botti. Resta da capire se poi verranno fatti rispettare in nome e per conto della sicurezza. Ed è stata sedata nel siracusano, nel carcere di Cavadonna, la rivolta. Un agente è rimasto ferito. A documentare il tutto il cellulare di uno dei detenuti. Francesco Aloi. Sembra la scena di un film, ma è tutto vero. La rivolta al terzo piano del blocco 10, nel carcere Cavadonna a Siracusa. Questo video è stato girato da un detenuto, l'ennesima testimonianza che i cellulari arrivano fin dentro le celle. Una 60 contro 30 agenti che erano entrati nella terza sezione per riportare la calma. Da giorni, infatti, l'intero blocco protestava per l'acqua delle docce non abbastanza calda e per la presenza di cimici. I detenuti hanno innalzato delle barricate, poi hanno impugnato gli idranti rivolgendoli verso gli agenti, con il risultato che l'intera sezione è stata allagata. La direzione ha dovuto richiamare 120 agenti per inviarli nei vari blocchi e far rientrare i detenuti. Il problema è scoppiato al terzo piano. Alcuni detenuti facinorosi hanno iniziato a protestare spingendo gli agenti che erano entrati in sezione, quindi spingendoli fuori dalla sezione. Così sono servite diverse ore per mettere fine alla rivolta. Nel frattempo un agente è rimasto ferito, anche se lievemente. Per non lasciare prove, alcuni detenuti hanno distrutto le telecamere di videosorveglianza, senza pensare però che qualche compagno stava registrando tutto questo con il suo cellulare. I detenuti rischiano da 1 a 5 anni, coloro i quali hanno iniziato la rivolta. E se questo ci mettiamo anche le aggravanti, che sono distruzione di immobili dell'amministrazione, minacce a pubblico ufficiale, quindi il reato diventa molto più complesso. Ignoti hanno fatto esplodere la cassaforte del banco posta dell'ufficio postale di Piazza Tivoli a Tremestieri e Etneo nel Catanese. I banditi sarebbero stati 2 col volto travisato e sarebbero fuggiti a bordo di un'auto. Indagano i carabinieri della compagnia di Gravina e della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale.
Un anno in prima linea con 1.280 arresti ed oltre 5.000 denunciati. È il bilancio dei Carabinieri di Catania, il monito del comandante Altavilla, troppe armi in giro per la città. Tonino De Mana. Un anno in prima linea, al servizio della gente e tra la gente, con 158.000 persone identificate, 1.280 arresti, 746 servizi coordinati a largo raggio ed oltre 5.000 denunciati. Fine anno, tempo di bilanci anche per i Carabinieri di Catania. Tante le operazioni portate a termine, dai blitz Mercurio e Naumachia che hanno decapitato cellule vicine ai Santa Paolo Ercolano, all'operazione Cerbero che ha permesso di smascherare un sodalizio affiliato ai custodi milanesi, passando ai controlli del NAS, del NIL e del nucleo ambientale ecologico impegnato in un'intensa attività di contrasto ai reati ambientali. Particolare riguardo alla violenza di genere, come sottolinea il comandante provinciale dei Carabinieri Salvatore Altavilla. Oltre 1 migliaio i casi che abbiamo registrato e che abbiamo seguito, ai quali sono derivati 240 casi addirittura dei provvedimenti restrittivi da parte degli autori. Poi un monito. Tantissime armi che circolano a Catania, ma altrettante che ne sono state sequestrate. E questo è il segno di un modo di vivere, di un modo di pensare del catanese da una parte, ma anche il segno, anzi soprattutto il segno di una necessità da parte di consorterie criminali di avere disponibilità di armi da poter utilizzare alla bisogna. Repressione ma anche prevenzione, con gli incontri in chiese e parrocchie per sensibilizzare gli anziani contro le truffe nettamente diminuite e nelle scuole con 115 istituti visitati tra Catania e provincia. Il sistema imprenditoriale siciliano chiude il 2025 con un bilancio positivo che conta oltre 4.000 nuove imprese. In controtendenza rispetto all'anno scorso, ma il tessuto economico rimane fragile. Quanto emerge da uno studio di Assoesercenti su dati di Infocamere che fotografa un quadro negativo nei settori più rappresentativi dell'economia siciliana. Nel corso del 2025, infatti, il 22% delle nuove attività imprenditoriali si concentra in 3 ambiti: commercio, edilizia e agricoltura. Quest'ultima chiude comunque con una perdita di oltre 1.400 imprese durante l'anno. Il commercio registra un saldo negativo di 3.200 imprese, mentre nel turismo le chiusure sono crollate del 30%. Catania e Palermo rappresentano le province con il maggior numero di nuove imprese avviate, ma anche quelle con il più alto numero di cessazioni. Per Assoesercenti è necessario ridurre i costi energetici e attenuare l'impatto dei tassi di interesse, sostenendo la liquidità ed evitando la desertificazione dei centri storici. Ed è stato trovato e recuperato in buone condizioni l'escursionista disperso sul versante nord dell'Etna. Il soccorso è stato effettuato dai volontari del soccorso alpino di Nicolosi, coadiuvati dai vigili del fuoco e dai militari della Guardia di Finanza. L'uomo è stato portato al rifugio Citelli e affidato al personale del 118. Adesso c'è la pubblicità, poi torneremo per parlare del piano immobiliare per Catania e del concerto di Capodanno. L'Agenzia del Demanio, il Comune di Catania e l'Università degli Studi hanno firmato un accordo per la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico. Luca Ciliberti. Nel cuore del centro storico di Catania, a pochi passi dal monastero dei Benedettini, si trova l'ex caserma Mocca Gatta, edificio che ha attraversato secoli di trasformazioni riflettendo le esigenze della città e dello Stato. Originariamente convento, poi caserma militare, oggi edificio che risulta occupato abusivamente, ma è previsto un intervento per liberarlo e destinarlo a un progetto di rigenerazione urbana e sociale. L'ex Palazzo delle Poste ospiterà invece la nuova cittadella della giustizia. L'ex educandato Regina Elena di Via Cifali, da anni non utilizzato, diventerà sede del Tribunale dei Minori. Il Castello Ursino, già museo civico, potrà diventare un vero e proprio polo culturale con laboratori e servizi digitali. Catania cambia volto, o almeno questo è l'obiettivo del percorso cominciato oggi con la firma del piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico sottoscritto dal Comune con l'Agenzia del Demanio e l'Università. Valorizzare che cosa vuol dire? Non vuol dire riempire un immobile, ma vuol dire dare la giusta destinazione all'immobile, e questa destinazione non può che essere concordata con il territorio.
Il piano degli immobili pubblici di Catania ha un primo portafoglio immobiliare di 17 beni, 12 di proprietà dello Stato, 4 di proprietà del Comune e 1 di proprietà della città metropolitana di Catania. Chiamerai i sindacati per dire sediamoci attorno al tavolo? Abbiamo sempre condiviso i processi di decisione attraverso una partecipazione complessiva, ma se non l'abbiamo fatto preventivamente è solo perché in questo momento non c'è nulla da decidere, ma semplicemente l'avvio di un percorso. Il piano, inizialmente sollecitato proprio dagli stessi sindacati come strumento per intervenire sull'emergenza abitativa tramite la riqualificazione degli immobili pubblici inutilizzati, sembrerebbe ora orientato, dicono gli stessi sindacati, verso logiche lontane dal welfare urbano. Ed è tutto pronto al Teatro Massimo Bellini di Catania per il concerto di Capodanno diretto da Andrea Sanguineti. Il concerto è in programma domani alle 19 e sarà trasmesso in diretta da Antenna Sicilia, replica poi su Telecolor e in streaming su Sicilia Web. Simona Mazzone. Un programma che rende omaggio alla tradizione dell'operetta mitteleuropea con pagine celebri di Strauss Junior, Lear e Kallman. Il Teatro Massimo Bellini di Catania apre il nuovo anno nel segno della grande tradizione dell'Austria Felix con il concerto di Capodanno, il primo dell'anno alle 19. Protagonisti saranno l'orchestra e il coro del teatro guidati dalla bacchetta di Andrea Sanguineti. Una scaletta che si apre con l'ouverture dall'opera più nota di Strauss, Il Pipistrello, e che prosegue tra gli altri con Lear e Il Paese dei Campanelli di Lombardo e Ranzato. Accanto al direttore Sanguineti il soprano Donnata D'Annunzi Lombardi e il tenore Alessandro Scotto di Luzio, con la preparazione del coro affidata al maestro Luigi Petroziello. Non mancheranno i grandi classici, simbolo di un'epoca, come il valzer dell'imperatore, l'intramontabile Sul bel Danubio blu della tradizione viennese accanto alla polca, Sottotuoni e fulmini. Un concerto pensato come augurio collettivo e come celebrazione dei valori condivisi della cultura e del viver civile, ha commentato il sovrintendente del Teatro Massimo Bellini Giovanni Cultrera. Anche quest'anno, come tradizione, il concerto sarà trasmesso in diretta il 1 gennaio a partire dalle 18:30 su Antenna Sicilia e in replica su Telecolor il 3 gennaio alle 20 con la conduzione di Roberta Lunghi, che racconterà brani e autori, affiancata da Eva Spampinato che catturerà curiosità e il dietro le quinte del concerto. Diretta streaming su Sicilia Web, uno sforzo importante per la nostra struttura, con l'intero reparto tecnico e la redazione sul campo per portare i telespettatori a teatro in un impegno di produzione che è solo il primo di una lunga serie del nuovo anno. Adesso una pausa pubblicitaria, poi torniamo per parlare di calcio ma anche di basket. Parliamo di calcio, Catania concentrato sulla trasferta di domenica prossima a Foggia che aprirà il 2026, ma la società lavora anche sul mercato, attesi a breve un paio di colpi per rafforzare la rosa, definito intanto il calendario delle prossime partite. Francesco Triolo. Tra mercato e campionato, il Catania vive così gli ultimi giorni del 2025. La squadra ha ripreso gli allenamenti archiviando di fatto la sosta natalizia e concentrandosi sulla ripresa del campionato con la trasferta di domenica prossima alle 12:30 a Foggia, che Telecolor trasmetterà in diretta esclusiva in chiaro. Toscano deve necessariamente lavorare a una soluzione diversa rispetto a quanto visto nell'ultima partita. Per la sfida dello Zaccaria infatti il tecnico ha perso Lunetta, squalificato per una giornata, ma ritrova Di Gennaro che il turno di stop lo ha scontato e dovrebbe tornare tra i titolari con il ballottaggio tra Allegretti e Pieraccini per la maglia di braccetto di destra del reparto arretrato. Buoni segnali arrivano da Gherardi in fase di recupero dall'intervento per l'ernia discale, ma non ci sarà per il match di domenica. In tutto questo sono attesi i primi colpi di mercato. Il nome più quotato per aprire la sessione di gennaio è sempre quello di Giovanni Bruzzaniti, per il quale il Catania sta definendo con il Pineto gli ultimi aspetti necessari per perfezionare l'operazione. Attenzione alta sulla difesa con Mirko Miceli, 34 anni, attualmente in forza al Monopoli, che rappresenta un obiettivo concreto per i rossazzurri. Smentita intanto la possibile partenza di Rolfini, al quale si era interessato il Lecco. La punta dovrebbe rimanere in rossazzurro anche nella seconda parte della stagione e la Lega Pro ha ufficializzato anche il programma delle prossime gare dalla quinta alla 12ª giornata. Ben 4 sfide serali per il Catania, il doppio turno casalingo di venerdì 6 febbraio con il Trapani e martedì 10 febbraio con l'Audace Cerignola, il big match di Benevento giovedì 5 marzo e la sfida interna con la Casertana il 9 marzo. L'altra partita di cartello, quella in trasferta con la Salernitana, si giocherà domenica 1 marzo alle 14:30
Il derby di Siracusa invece in programma sabato 14 febbraio alle 17:30. Basket, Serie A, nuova stangata per la Trapani Shark, 3 punti di penalizzazione in classifica e 2 anni di inibizione al presidente Antonini. Franco Cammarasana. Altri 3 punti di penalizzazione in classifica e 2 anni di inibizione al presidente Valerio Antonini. Questo quanto deciso ieri dal Tribunale federale della FIP nei confronti della Trapani Shark. Quasi una risposta alla minaccia del presidente della società Granata di non far scendere domenica la squadra sul parquet contro la Virtus Bologna se non fossero stati restituiti i 5 punti di penalizzazione combinati in precedenza e se non fosse stato rimosso il blocco di tesseramenti e nuovi contratti. Antonini, usando lunedì anche parole dure nei confronti degli organi federali, aveva dichiarato di essere in regola col pagamento di INPS e IRPEF e che il residuo debito nei confronti dell'erario riguardava solo l'IVA, cosa che metteva la società al riparo di altre sanzioni. In una nota diffusa ieri sera, invece, la FIP ha in pratica smentito Antonini, precisando che il debito residuo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate è riconducibile anche a ritenute IRPEF, che risultano non pagate in quanto erano stati utilizzati a suo tempo crediti di imposta rivelatisi inesistenti. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguiti, buon proseguimento di giornata e anche buon ultimo dell'anno.